Nessuno stress da Covid. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato l'ergastolo per l'infermiere calabrese Antonio De Pace per l'assassinio della fidanzata Lorena 40, avvenuto a Furcisicolo, in provincia di Messina, il 21 marzo del 2020. Non era malato di mente ed era nel pieno delle sue facoltà mentali. La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha messo nero su bianco, condannando alla pena dell'ergastolo il giovane, spazzando via l'ipotesi con la quale la Cassazione aveva ordinato un nuovo processo per verificare la possibilità, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, della contingente difficoltà di porre rimedio allo stato d'angoscia dell'imputato a causa del Covid. Questo riconoscimento avrebbe garantito a De Pace una pena inferiore. Ieri i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria hanno invece confermato il verdetto di primo grado, ergastolo. Il procuratore generale aveva chiesto per De Pace 24 anni di carcere con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Giustizia è fatta, ha detto Enzo 40, padre di Lorena, subito dopo il verdetto dei giudici. Lo stesso papà aveva invocato giustizia anche pochi giorni prima della sentenza durante la fiaccolata che si era tenuta a Favara per ricordare Lorena e in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mia figlia voleva fare il medico, era il suo sogno da bambina, ma gli è stata tolta questa opportunità per mano di un violento. Questa sentenza non è solo per mia figlia, ha detto 40, ma per tutte le donne finite nelle mani di persone brutali. Anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha commentato: è certamente una buona notizia che consolida la fiducia nel sistema giudiziario, ma nessuno può esultare senza avere la morte nel cuore. Per quanta giustizia sia stata fatta, la sentenza non ci restituirà la nostra Lorena. Per la senatrice Daphne Musolino non solo si chiude giudizialmente la dolorosa vicenda di Lorena 40, ma è stato evitato il rischio pericolosissimo che nei giudizi per femminicidio potessero entrare argomentazioni pericolose quali il riconoscimento delle attenuanti generiche per il timore del contagio da Covid a favore dell'imputato.